Dopo quanto scritto dai giudici del Tribunale di Caltanissetta circa le motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini, che affermava che non c'era solo la mafia dietro la strage di Via D'Amelio, arrivano oggi le dichiarazioni del fratello del giudice. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso con 5 agenti di scorta, accoglie con favore alcuni passaggi della sentenza del Tribunale di Caltanissetta sul depistaggio, ma sottolinea che questa sentenza descrive uno scenario, conferma il depistaggio, ma non dice chi sono i colpevoli, dice solo che è in passato molto tempo ed è quindi difficile risalire ai colpevoli. Per questo mi sento scoraggiato. Era lo stesso Paolo Borsellino a paventare, secondo il fratello, ciò che accade in Via D'Amelio qualche giorno prima dell'attentato. Aggiunge: mio fratello disse alla moglie: quando sarò ucciso sarà stata la mafia a colpirmi, ma saranno altri ad avere voluto la mia morte. Quegli altri, come ben sapeva, erano pezzi deviati dello Stato. Per Salvatore Borsellino sono ancora significativi i passaggi della sentenza in cui si parla di amnesie e contraddizioni dei testi. Cita tra gli altri il caso dell'ex magistrato Giuseppe Ayala, che sul passaggio di mano della borsa con l'agenda rossa avrebbe dato varie versioni. Per una strage che ha cambiato la storia del nostro paese, conclude il fratello del magistrato Paolo Borsellino, la verità va cercata con ogni mezzo, anche dopo tanti anni, altrimenti resterà una macchia indelebile nella storia della nostra nazione.